Buongiorno, buongiorno, eccoci alla settima puntata di Magazine o alla Veneta Magazine, il magazzino di idee della maratona di lettura Il Veneto Legge. Ricordiamo che la maratona di lettura è una manifestazione promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Associazione Italiana Biblioteche e in alleanza con i librai e gli editori del Veneto. Con me c'è sempre Oreste Sabadin, eccolo che appare. Buongiorno a tutti. Sono pochissime le trasmissioni che possono permettersi un musicista in diretta e noi lo abbiamo. Grazie Oreste per questi stacchi musicali. Entriamo con Magazine 7, entriamo nel vivo della maratona di lettura perché mancano pochi giorni, una decina di giorni, 10 giorni, 10 giorni giusti e il nostro sito si sta affollando. Se qualcuno vuole fare una capatina, abbiamo superato i 650 eventi registrati e quindi contiamo anche in questi ultimi 10 giorni in cui arriveranno anche i ritardatari o quelli che sono giusti per inserire il loro appuntamento. Oreste, puntata ricca oggi. Molto ricca, molto intensa, molte interviste, anche molto significative. Direi di cominciare subito, se sei d'accordo, Livio, e andiamo a sentire l'intervento istituzionale dell'assessore alla cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari. Eccoci con Cristiano Corazzari, assessore alla cultura della Regione del Veneto. Buongiorno Assessore, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi. Volevamo un po' sapere che posto occupa il Veneto Legge nel panorama culturale della Regione. Ormai direi un posto autorevole, in quanto è una realtà che si è consolidata attraverso le 6 edizioni che hanno visto appunto questa esperienza, questa iniziativa crescere e coinvolgere sempre più soggetti, partendo naturalmente dalle scuole, dai nostri ragazzi, gli insegnanti, ma poi anche andando a portare il concetto della maratona di lettura in vari luoghi che non riguardano solo strettamente la lettura, come le biblioteche o le librerie, ma tutti quei luoghi che sono luoghi di aggregazione. Questo per noi per significare un ruolo importantissimo della lettura, ovvero quello di trasmettere un messaggio, una crescita complessiva della nostra comunità da un punto di vista intellettuale, stimolare la conoscenza, la curiosità. Dico sempre che per i giovani, per i ragazzi è fondamentale leggere molto e cercare quelle che sono le letture che possono anche far crescere degli aspetti di interesse che poi si spostano sui più vari campi del sapere. Alle volte basta trovare il nostro libro o forse basta aspettare che il nostro libro ci trovi, però bisogna dargli la possibilità. Detto questo, un lavoro importante che sta crescendo anche come numeri, perché vediamo che la partecipazione aumenta, ormai c'è stato anche un passaparola, pertanto è un appuntamento che viene atteso, che è molto atteso e che trova la possibilità anche di ricongiungere, riannodare quel filo che era stato un po' spezzato di socialità legato alla lettura e allo stare assieme attorno a temi letterari. Appunto parliamo di temi, la maratona di lettura quest'anno affronta dei temi, oltre ai centenari degli autori veneti, affronta anche il tema del paesaggio e quindi la letteratura di montagna e di collina, quindi va a intrecciarsi la lettura con anche il paesaggio fisico della nostra regione. Certamente, la nostra è una regione
ricchissima anche da un punto di vista paesaggistico, forse la più ricca a livello nazionale, perché abbiamo una varietà, una incredibile differenza di paesaggi che va dalle nostre bellissime Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, arrivando al delta del Po, anch'esso riconosciuto come MAB UNESCO, per passare attraverso tutta la fascia collinare, le nostre meravigliose colline, anch'esse insignite del titolo di luogo e patrimonio dell'umanità con le colline del Prosecco, i nostri laghi e le città d'arte e la zona del nostro mare e le nostre spiagge. Anno per anno cerchiamo di determinare un focus su ciascuno di questi luoghi. Sappiamo che quindi per noi è un percorso, un po' un viaggio che facciamo attraverso autori e richiami ai paesaggi veneti che ci permetterà appunto di attraversare tutto il Veneto. Il Consiglio regionale ha voluto addirittura dedicare una giornata ai Colli Veneti che si poi realizza attraverso delle iniziative che facciamo insieme alle Proloco, ai volontari che vogliono valorizzare e promuovere il territorio, perché conosciamo bene come il paesaggio veneto non possa prescindere dai borghi legati alle nostre colline, alle tradizioni e alle esperienze che si realizzano in questi luoghi, che devo dire forse sono i più iconici da un punto di vista del richiamo all'identità culturale veneta. Devo dire che guardo sempre con una certa emozione all'interno del sito della maratona di lettura animarsi la cartina, no? Con la geolocalizzazione delle varie iniziative. Abbiamo superato al momento, siamo quasi a 650 eventi e quindi contiamo anche quest'anno di arrivare a un traguardo importante. Ci lasciamo magari con un consiglio di lettura. Ha letto qualcosa che l'ha colpita durante l'estate e che vuol condividere con noi? Ma, durante l'estate, anche un po' stimolato da alcuni temi di attualità, ho letto un libro noto, un grande classico di Sciascia, che è Il giorno della civetta, e poi sono anche molto amante dei vecchi film retro e quindi spesso al libro si collega la sceneggiatura di un film. Quindi lo consiglio ai ragazzi anche per approfondire alcuni temi come quelli legati alla legalità. Finito quel libro, concluso quel libro, per proseguire sul filone sto leggendo di Pozo The Grandfather, il padrino, che vi assicuro è altresì uno spaccato di una certa realtà di una parte degli immigranti italiani in America. Quindi temi che sono forse facili, ma che possono, soprattutto per i giovani, avvicinare anche a temi più importanti e più delicati. Benissimo, grazie anche di questi consigli e allora ci diciamo buona maratona di lettura, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona maratona di lettura a tutti e naturalmente anch'io parteciperò facendo la mia parte di percorso. Benissimo, grazie, arrivederci. Ciao a tutti. Ecco, grazie a Cristiano Corazzari per questo intervento. Adesso entriamo nel magazzino di idee di uno scrittore. Oreste Sabadin ha sentito per noi Matteo Melchiorre, che ha pubblicato la primavera scorsa Il Duca per le edizioni Einaudi. Sentiamolo. Accogliamo nel nostro spazio di conversazione un gradito ospite, Matteo Melchiorre, storico, scrittore e direttore della biblioteca del Museo Casa Giorgione e dell'Archivio Storico di Castelfranco Veneto. Buongiorno Matteo Melchiorre. Buongiorno Oreste. E grazie per essere qui con noi. Grazie dell'invito. Storico, scrittore e con questa funzione istituzionale. Sono tutte cose che si alimentano una con l'altra, no? Sono parte di un'attività complessiva. A proposito del tuo essere scrittore, è uscito proprio quest'anno, nel 2022, a cura di Einaudi, questo Il Duca, un bel libro consistente, che a me da lettore ha dato il senso di un libro quasi novecentesco, no?
perché è un libro che tratta moltissimi temi all'interno di un tema principale, ma li tratta in maniera profonda, no? E poi anche nello stile ci passa da alcuni capoversi dove il linguaggio è molto curato, molto studiato, misurato, che poi scollina in racconti più fluidi, così, tanto per restare in tema montano, e fino ad arrivare all'utilizzo di detti o modi di dire dialettali tipici del luogo, no? Come la senti tu questa definizione? Ma, non mi infastidisce ed è già un buon, ed è già un buon punto di vista. Per raccontare questa storia e affrontare quei temi, a me è sembrata che questa fosse la forma. Poi il protagonista è novecentesco, lui ha una testa novecentesca. Si ritrova però, almeno per me, questo gusto del tuo andare per archivi, cioè questo tuo essere storico e di rovistare tra le vecchie carte, soprattutto quelli più nascosti, quelli meno appariscenti. Qui nel libro è proprio una cosa fondamentale, no? Io ho scelto anzi un protagonista con questa connotazione, cioè un conte, che per ironia viene chiamato duca nel paese di Valorgana dove abita, proprio per il fatto che cercava una persona con delle caratteristiche tali per cui si potesse imbastire un ragionamento sul peso del passato quale forza connotante il nostro agire quotidiano. Quindi noi non abbiamo esperienza diretta, forse vediamo i nostri bisnonni come competenza, come ricostruzione chiara del nostro passato, no? Ma diversamente da noi, il duca, proprio per tradizione familiare e per avere un archivio di famiglia nel quale può sguazzare liberamente, può entrare nel passato della sua famiglia e ragionare, lucubrare e cadere anche in distorsioni, in pensieri ossessivi alle volte. Però qui è proprio entrato l'archivio come per me è proprio un pezzetto fondamentale. Forse anche nel momento in cui ho iniziato a scrivere questo libro ho iniziato mio malgrado, pur dirigendo, essendo responsabile di un archivio storico, a frequentarlo meno. Certo, ma questa storia del tempo, del presente e del passato, anche questo è uno dei temi centrali. Tu parli proprio a pagina 390 90 e 91 del passato che tracolla, proprio di questa idea di camminare sopra i resti di qualcos'altro, che non sono resti inermi, ma che rivivono di volta in volta a seconda delle situazioni, no? E quindi è tutto... non c'è niente di definitivo, ecco, questo passato ritorna e entra nel presente in maniera significativa. Sì, è come se si camminasse su dei magmi, io credo, no? E alle volte c'è qualche di questi magmi che con i loro movimenti convettivi, alle volte c'è un qualche flusso di magma che ti riprende, ti riporta giù sotto e in quelle regioni dove appunto il passato tracolla, no? Ed è lì che qualcosa comunque ci costruisce, ci precostruisce. Vorrei dire, nel caso del Duca abbiamo una figura in cui questo è paradossalmente quasi misurabile, questa precostruzione. Noi non ne siamo consapevoli e non possiamo conoscerla, però la viviamo. E sì, io ho l'impressione che si cammini proprio su una quantità di strati che inconsapevolmente si orientano. È un libro sul possesso, perché c'è una diatriba, insomma, molto forte sul possesso di una fetta di bosco, no? A me, quando sento possesso, mi viene in mente il dialogo tra Kublai Khan e Marco Polo nelle Città Invisibili. Kublai Khan era il padrone assoluto che poteva con un gesto costruire, edificare o distruggere una città, ma era prigioniero della sua reggia se si muoveva solo alla testa dei suoi eserciti per conquistare le città che poi Marco Polo avrebbe dovuto raccontare, oppure con stuoli di paggi, baldacchini, eccetera. Invece Marco Polo è proprio quello che vive la realtà, che va in giro, è libero di muoversi, è un mercante, può toccare le merci, sentire gli odori, parlare con le persone, sentire i rumori e soprattutto lui può raccontare quello che vuole a Kublai Khan. È lui che ha
il vero possesso, nel senso del vivere le cose, no? Invece Kublai Khan è un padrone, ma non può neanche visitare questi luoghi, no? Invece qui come è vissuto questo senso del possesso? Guarda, nel libro il possesso e la smania di possesso e l'odio che questioni di possesso possono generare è proprio il motore della storia. Mi fa molto piacere questo tuo riferimento alle città invisibili per due motivi, perché mi ricordo che in una delle sere in cui stavo, nel 2013, iniziando a concepire questo libro, la persona che poi in seguito è diventata la mamma di Lavinia, che è mia figlia, mi ha dato in mano Le città invisibili. E io quella sera stavo fantasticando su queste cose. E proprio su queste cose bisognerebbe riflettere bene, perché il duca, questo personaggio, perviene al possesso autentico, che anche per me è quello di Marco Polo, passando attraverso una lotta per il possesso di Kublai Khan. Non so come dire, lui trovandosi costretto con le unghie e con i denti a dover difendere un pezzo di terra che per lui che ne ha è niente, riscopre proprio paradossalmente cos'è il vero possesso, e cioè cos'è il vero sentirsi a casa propria. C'è una storia d'amore in questo libro. La storia d'amore è raccontata in maniera, secondo me, molto interessante, perché non ci sono bellezze esposte, colpi di fulmine, eccetera, ma l'amore, oppure quello che l'unione, avviene in modo molto prudente, ma soprattutto con la capacità di portare l'altro nel proprio mondo, no? È fatto di piccoli gesti, di sguardi intensi e di presenza e di competenze. Cioè, io ho dei mondi miei, ti porto piano piano nel mio e condivido alcune cose perché ti guido dentro, no? La capacità di portare e la capacità dell'altro di lasciarsi trasportare. Assolutamente, cioè, il libro, Oreste, si risolve proprio su questa meravigliosa convergenza del desiderare portare l'altro nel proprio mondo e da parte dell'altro la fiducia di lasciarci portare. E questo non è scontato, non è per niente scontato. Il Duca racconta questo incontro con questo sentimento in maniera piuttosto, come si può dire, consapevole dell'ordinarietà, tutto sommato, di quel sentimento. Dice: nulla di più banale che cadere in una vicenda così, ci capita a noi tutti, non v'è nulla di straordinario in questo, però è proprio questa storia che io ho cercato di raccontare nella maniera più cecoviana possibile. Quindi adesso andiamo anche nell'Ottocento, ecco, con poco, cioè, hai capito, con poco, Certo. cercando però valorizzando dei gesti, valorizzando degli aggettivi, di farne capire l'intensità travolgente, la contraddittorietà anche di questo sentimento che c'è, se non voglio entrare troppo nello spoiler della trama, ma la contraddittorietà anche di questo sentimento, che alla fine però è quello che risolve la trama stessa. Allora, siamo all'interno della Maratona di Lettura 2022, uno dei temi principali è la letteratura di montagna, di collina e di montagna. Qui siamo proprio in un ambiente montano. La montagna non vissuta come idillio paesaggistico, ma proprio come problemi di tutti i giorni, come la convivenza tra l'uomo e la natura, tra gli uomini stessi, gli uomini inseriti attuali in un contesto antico. Allora, la montagna è stata, sai, quando si scrive un libro ci sono, io credo, delle urgenze, l'ho detto, lo dico quasi sempre quando mi si chiede di parlare di questo aspetto del libro, no? Che ritorna anche negli altri miei libri, ma qui forse in maniera un po' più decisa, anche se l'ho molto smorzata per non creare un'idea troppo violenta, di opposizione troppo violenta a certi modi di leggere e decifrare la montagna. Una delle urgenze che io avevo era quella di provare a raccontare, per amore e per rispetto della dignità della montagna, di chi ci abita,
una montagna che fosse realistica, cioè che non fosse soltanto la descrizione idealizzata di un luogo che offra un'alternativa agli stili di vita più deteriori della contemporaneità. Questo funziona sempre, funziona, voglio dire, l'immagine di questa montagna alternativa o di questa montagna teatro, di questa montagna ambientazione, ok? Con degli ingredienti di ambientazione. Io ho cercato di descrivere una montagna con tutto quello che di bello e di meno bello essa conserva. Alcuni dei personaggi che sono nel libro sono letteralmente vittime della montagna, non perché ci muoiono nel corso di una performance agonistica, ma perché la montagna li disintegra, li cancella, li annienta, li annichilisce. E questo quindi è un tema che io volevo descrivere nella maniera più netta e più limpida possibile, proprio perché per amare questo luogo, per pensare proficuamente a dei modelli che ne garantiscano la persistenza quale luogo antropico, cioè perché resti un luogo anche dell'uomo e non soltanto un luogo della natura, servono degli sguardi che ne rispettino in primo luogo la dignità e che quindi non la riducano a un teatro di cartoncino. Bene, io direi che possiamo chiudere qui con la nostra conversazione con Matteo Melchiorre. Allora, il libro è questo, potrebbe anche essere un buon libro per un gruppo di lettura perché gli spunti appunto sono tantissimi. Grazie ancora per essere stato. Grazie Oreste, grazie a voi. Rieccoci dopo aver ascoltato le parole di Matteo Melchiorre ed essere entrato nel magazzino di idee di uno scrittore. Adesso arriva la rubrica più attesa dal nostro pubblico che ci segue affezionato in diretta, ma anche in streaming. E quindi partiamo con il primo atto della Locandiera. Allora, locandine è questo panorama di quello che succede, almeno di alcune cose che succedono all'interno e all'esterno della Maratona Lettura. Partiamo con un evento, una serie di eventi, vedete 3 incontri ad alta voce al Candiani di Mestre. Sono 3 presentazioni di libri organizzato dal Centro Culturale Candiani, dal Bookstore di Mondadori di Mestre. I prossimi appuntamenti sono il venerdì 23 con Carlo Rubini con un libro di Ediciclo e venerdì 30, che è tra l'altro il giorno della maratona, con Veronica Pacini con un libro di Fandango. Tutti questi incontri sono alle 18:30. Sempre in provincia di Venezia, ma a Portogruaro, attorno alla maratona ci sono alcuni appuntamenti. Mercoledì 28 con Margherita Stevanato e Alessandro Fagioli al violino, poi il 29 letture per bambini, Tra colline e montagne che abita qui Carlo Corsini, sempre il 29, e poi Leggere è uguale per tutti che vede coinvolto il gruppo di lettura. Sono appuntamenti che ci possono trovare le informazioni presso la biblioteca di Portogruaro. Invece in provincia di Treviso, esattamente a Paese, attorno al giorno della maratona, 3 presentazioni di libri. Vediamo dei nomi che ricorrono spesso in questi eventi, perché sono libri nuovi e sono libri che c'entrano anche con i temi principali della maratona, la letteratura di montagna e la letteratura di collina. Allora, 29 Matteo Melchiorre, che abbiamo appena sentito, che parla del Duca. Il 30 Antonio Bortoluzzi, che farà un laboratorio di scrittura alle 17 e poi alle 19 presenta il suo libro Montagna Madre. Si chiude con sabato 1 ottobre con Paolo Managutti, Il Moro della Cima. Dopo gli incontri, che saranno condotti da Virna Condotta, l'aperitivo a cura del Circolo Anziani Paese, quindi un momento conviviale che chiude questi incontri, che sono tutti alle 18:45. Benissimo, allora chiudiamo questa prima parte della locandina.
Ma i nostri affezionati spettatori sanno che tra un po' arriverà il secondo atto della locandina. Il secondo atto. Prima però, in questo intervallo tra il primo e il secondo atto delle locandine, entriamo in un altro magazzino di idee e sentiamo che cosa ci racconta Mattea Gazzola dalla biblioteca di Vicenza, la biblioteca bertoliana. Diamo il benvenuto alla nostra ospite graditissima, Mattea Gazzola, direttrice della Biblioteca Bertoliana di Vicenza. Buongiorno Mattea e grazie per essere qui con noi. Buongiorno Oreste, grazie a voi, grazie dell'invito. La Biblioteca Bertoliana di Vicenza è ospite o occupa un importante palazzo proprio nel centro storico, il Palazzo San Giacomo, ma anche altri due palazzi lì vicino, Costantini e Cordellina, se non sbaglio. Più ci sono le biblioteche di quartiere. La Bertoliana è sicuramente una realtà complessa perché appunto ha 3 sedi in centro storico. Ha una sede di pubblica lettura, una sede appunto di biblioteca di conservazione che è la sede di San Giacomo e una sede di rappresentanza che è Palazzo Cordellina e 5 sedi nei quartieri della città. Questo perché la Bertoliana svolge una doppia funzione che è la biblioteca civica e di conservazione ed è una biblioteca di pubblica lettura. E come dire, queste due funzioni implicano dei servizi diversi che vengono appunto svolti da queste sedi. È una realtà, ripeto, complessa, una realtà molto dinamica, però le sedi, pur essendo dislocate nei quartieri della città, sono costantemente in comunicazione tra loro. Abbiamo un giro macchina quotidiano che distribuisce i libri in tutte le nostre sedi, oltre a essere inseriti in RBV, che è la rete delle biblioteche vicentine, per cui in una grande rete geografica della provincia di Vicenza. Pertanto abbiamo la possibilità di fornire un servizio quotidiano ai nostri utenti, distribuito in tutta la città. La sede dove tu lavori è proprio nel centro, nel cuore del centro storico di Vicenza, zona a traffico limitato, si arriva solo a piedi. Cosa si prova a fare quotidianamente questa passeggiata in questo centro così importante? Ma guarda, io direi che è un privilegio, nel senso che lavorare in centro città e nel centro di Vicenza, che è una città piccola ma appunto estremamente bella, è veramente, io potrei dire quasi un regalo, cioè arrivare al mattino in centro e lavorare in centro lo trovo una cosa assolutamente interessante. Poi devo dire che noi abbiamo un pubblico cittadino molto affezionato alle nostre sedi, avendo in centro anche la sede storica permette alla nostra utenza extra locale, perché la biblioteca di conservazione ospita moltissimi studenti universitari, molti studiosi nazionali e internazionali, ci permette anche di essere facilmente raggiungibili proprio da un pubblico che non è esclusivamente quello della città. Per cui la sede centrale è assolutamente fondamentale, soprattutto con questo obiettivo, cioè quello di fornire questo servizio anche al pubblico che non è di Vicenza, ma che arriva nella sede di San Giacomo prevalentemente per fare ricerca sui nostri fondi manoscritti, archivistici, sulle nostre raccolte antiche. Infatti nel sito bibliotecabertoliana.it c'è una sezione dedicata al portale degli archivi, l'archivio storico, il comune, delle famiglie, delle persone, delle imprese, scrittori veneti e vicentini. Quindi la biblioteca non solo come punto di riferimento sociale, culturale, ma anche come luogo della memoria. Ma assolutamente sì, pensiamo che la Biblioteca Bertoliana è nata nel 1708 ed si è cresciuta nel tempo prevalentemente per donazioni di famiglie vicentine, di illustri vicentini che hanno sempre riconosciuto nella biblioteca il luogo privilegiato proprio per la conservazione della propria memoria. Tanto è vero che noi abbiamo un patrimonio di 225 archivi,
la Bertoliana è sede della memoria della città e ripeto è sempre stata proprio considerata dalla città e ha sempre avuto questo rapporto molto forte con la città che l'ha sempre vista proprio come deposito della memoria. Illustri scrittori, Fogazzaro in primis, hanno voluto depositare la propria memoria in Biblioteca Bertoliana e nel corso del Novecento questa propensione è stata garantita dalla possibilità di organizzare dei nuovi progetti, uno sugli archivi politici vicentini e uno appunto sugli scrittori vicentini, perché dagli inizi del 2000 abbiamo inaugurato il progetto proprio di raccolta degli archivi degli scrittori vicentini del Novecento e devo dire che è un progetto estremamente interessante, estremamente importante per noi. Abbiamo archivi notevoli, da Piovene a Barolini a Rienzo Colla, che è stato un grande editore, l'archivio editoriale di Neri Pozza e l'archivio di Luigi Meneghello. Luigi Meneghello, che quest'anno ricorre il centenario della nascita, e anche la maratona di lettura, il Veneto Legge 2022, ne fa cenno tra i suoi sottotemi. A proposito di maratona di lettura. La Bertoliana partecipa da sempre alla maratona di lettura e partecipa soprattutto alle attività di riscaldamento alla maratona di lettura. Quest'anno abbiamo fatto un'iniziativa su Dino Buzzati, iniziativa per noi importante perché nell'archivio Neri Pozza sono conservate numerose lettere di Dino Buzzati, perché tra i due c'era un'amicizia molto stretta e anche molto controversa. Faremo delle attività per la maratona di lettura nelle sedi succursali di Villa Tacchi e di Laghetto, perché ospiteremo delle classi delle scuole che leggeranno ad alta voce una serie di libri e pertanto, come dire, noi ci siamo sempre in questa attività perché uno dei nostri obiettivi è la promozione alla lettura. Una delle mission fondamentali e fondanti della nostra istituzione è esattamente la promozione della lettura, per cui non possiamo mancare iniziative come queste su cui crediamo molto e investiamo anche molto in termini di energie, in termini di proposte e in termini anche di diffusione proprio alla nostra comunità di riferimento di queste attività. Bene, allora a proposito di lettura, come ultima domanda chiediamo alla direttrice cosa legge quando è fuori dal suo ufficio e lontano dalla biblioteca. Allora, in questo momento sto rileggendo Vitaliano Trevisan. Lo sto riprendendo un po' perché questo è funzionale a un progetto che vorremmo mettere in atto in biblioteca, cioè di raccogliere tutto quello, tutti gli articoli che sono stati prodotti, scritti, ma anche scritti su Vitaliano Trevisan. Dall'altro perché avevo bisogno di riavvicinarmi a questo scrittore che trovo assolutamente doloroso, ma con una scrittura così limpida, così pulita, così profonda. Poi in realtà devo dire che oltre a Trevisan è un periodo in cui realmente sto riprendendo un po' la lettura di quelli che sono stati un po' i miei libri fondanti e pertanto oltre a Trevisan sto recuperando le memorie di Adriano in questo momento. Grande libro, grande libro. Esatto, perché sono quei libri che a rileggere in momenti diversi della propria vita secondo me è veramente importante perché ogni volta ti danno una chiave di lettura diversa. Benissimo, allora ringraziamo Matteo Gazzola per essere stati con noi e averci così indicato varie attività della biblioteca, averci portato un po' in questo mondo, anche in questo territorio urbano così bello da percorrere, no? E anche per questo accenno a Vitaliano Trevisan che ci ha lasciato non molto tempo fa, è un invito a leggere e a rileggere anche i libri che abbiamo letto tanto tempo fa. Grazie ancora, buona continuazione. Grazie a te, grazie mille della ospitalità. Bene,
Allora, da luoghi dove i libri si raccolgono, si archiviano, si prestano, a un magazzino di una persona che invece i libri, li fa, li usa e li scrive, ma non solo, anche li racconta. Siamo per ascoltare, cosa ci racconta lo scrittore Tiziano Scarpa. Eccoci con Tiziano Scarpa, scrittore veneziano, drammaturgo, vincitore anche di un premio Strega, ricordiamo. Grazie intanto Tiziano per la disponibilità. Stamattina volevamo parlare con te della riedizione di Venezia un pesce, un libro che decisamente fortunato all'interno della tua produzione, è anche un libro diciamo per certi aspetti anomalo, perché è una guida. Allora volevo chiederti, a volte io credo che per uno scrittore sia difficile mettere un punto finale a un libro e dire questo libro è finito, ci sia sempre la tentazione di ritornarci su. Stavolta però tu ci sei ritornato e ci hai messo mano. Qual è stata l'esigenza di riscrivere Venezia un pesce? Sì, hai ragione, con questa tua premessa cogli un punto molto forte e anche che può diventare persino un cruccio, perché gli anni passano e io devo dire la verità, a volte preferisco non rileggere delle cose che cominciano ad avere quasi 30 anni da quando le scrissi. Perché effettivamente la tentazione sarebbe quella di riscrivere tutto. Mi è già successo una volta solo perché c'è stata un'occasione esterna, cioè l'editore Minimum Fax mi ha proposto di ripubblicare Kamikaze d'Occidente. Allora, per così dire, uso l'espressione un po' brutta, già che c'ero, ecco, ho detto, beh, lo ritocco, ecco. Non è bellissimo, non mi fa onore dal punto di vista artistico-letterario usare appunto questa espressione già che c'ero, perché uno dice ma come già che c'eri? O era un'esigenza artistica, letteraria, poetica, di ispirazione vera, oppure dipende così tutto dalle proposte esterne? Beh, un po' anche sì, perché siamo fatti anche di circostanze, non solo di volontà, non è che tutto quello che facciamo dipende da quello che vogliamo noi. Invece con Venezia un pesce direi che è stata una volontà mia. Sono passati 20 anni e io ho proposto all'editore di ripensare questo libro, perché 20 anni sono tanti. La cifra tonda mi aiutava, diciamo, ho sfruttato questa circostanza esterna, perché uno può dire, bah, potevi farlo anche dopo 19 anni, dopo 22, cosa cambia? Invece ho sfruttato così, ho detto, bah, facciamo una riedizione, perché sai, convincere gli editori non è immediato. E perché avevo imparato tante cose nuove su Venezia e avevo anche tante cose da raccontare, sia del mio passato che di cose successe nel frattempo. Quindi ecco, in questo caso sentivo proprio il bisogno, perché mi dispiaceva vedere che quel primo libro così breve fosse così manchevole. Ecco, questa è anche la verità. Stiamo all'interno di questa trasmissione che si chiama Magazine, il magazzino di idee della nostra maratona di lettura, e quindi ci piace a volte entrare anche nel magazzino di idee, in questo caso di uno scrittore, e parallelamente all'edizione cartacea è uscito anche una nuova edizione dell'audiolibro. Allora tu spesso leggi i tuoi testi o leggi anche testi di altri. Mi piacerebbe così capire da dove nasce questa esigenza di dare voce anche ai tuoi testi, o come scegli anche i testi di altri narratori che ti piace incontrare.
Allora, fin da giovane mi piaceva leggere voi sentite forse Venezia sullo sfondo, non so se si arrivano i rumori delle barche da trasporto, perché Venezia è un continuo approvvigionamento, è un ristorante all'aria aperta ormai diventata, non è una città, è un ristorante all'aperto. E poi passano, come forse sentite, le chiatte che trasportano materiale edilizio per i restauri, eccetera. Comunque, sullo sfondo appunto dei rumori cittadini, io vi racconto che Venezia in questo libro è diventata molto più ricca, ho aggiunto tanti capitoli e mi è piaciuto leggerla come audiolibro, però separerei in maniera molto netta, come tu hai fatto intuire, l'esperienza della lettura dal vivo, che è tutto un altro mondo. Fin da giovane, stavo dicendo, mi piace molto leggere anche per me stesso i libri ad alta voce. E poi appunto mi sono ritrovato a dover spiegare spesso il significato di certe mie fantasie, di certi miei romanzi nelle presentazioni. Mi sembrava troppo scolastico, anche perché una cosa è spiegare un saggio, una cosa è spiegare una tesi, una cosa è spiegare una presa di posizione, una opinione sul mondo, altra cosa è spiegare una trama, cosa vuoi spiegarla, ecco, no? Cioè è una roba che si fa a scuola probabilmente. E quindi ho preferito fin da subito dire no, piuttosto vi leggo qualcosa. Ed è nata così questa specie di secondo mestiere. Di leggere anche delle pagine che hanno una potenzialità di effervescenza. Non è che leggo tutto, ci sono secondo me delle cose che scrivo che vanno gustate silenziosamente. Sono gutenberghiano come tutti noi, la lettura silenziosa va preservata. Non sono, come posso dire, un fondamentalista orale performativo. Vedo bene quali sono le potenzialità di alcune pagine che si prestano a essere esibite, proposte nella loro anche esuberanza, altre che invece magari hanno una forza che definirei più anche intima. È bello, anche mi è capitato per esempio di leggere Stabat Mater, e anche Stabat Mater ha una forza di intimità. L'ho letto in ambientazioni molto raccolte, addirittura dentro delle chiese dove avevo solo delle candele che illuminavano la navata, era suggestivo, e questa bolla di luce raffigurava quasi questa pudica e debole, fragile bolla di voce che dentro questa bolla di luce si espandeva a rappresentare una, così, lo ripeto, un'intimità, quindi non necessariamente, ecco, una lettura di pagine fracassone, di pagine espressionistiche, di pagine, ecco. Quindi insomma, di volta in volta si prestano questi libri a essere letti o con gli occhi o con la voce. A me piace molto leggerli con la voce. Ma invece per la registrazione dal vivo, io ho avuto modo anche di vederti un paio di volte, c'è la relazione con lo spazio, come dicevi, no? E quindi la navata di una chiesa o un teatro o una biblioteca hanno un ruolo importante. C'è la relazione con il pubblico, naturalmente, che ti ritorna al momento, il respiro, no? Il respiro, anche il ritmo, il respiro del testo. Registrare invece nella solitudine di uno studio di registrazione, come si riesce ad ovviare, no? a questa mancanza di relazione immediata? Beh, la relazione è fondamentale perché ti dà subito il polso dell'attenzione. Distinguerei nella relazione col pubblico i testi di carattere comico e quelli con un'indole invece più riflessiva, tragica.
la differenza totale fra leggere scenicamente Groppi d'amore nella scuraglia, che è un testo che fa molto ridere e che strappa applausi a scena aperta, e leggere Stabat Mater, che è un testo appunto molto raccolto, molto cupo, è abissale, perché nel primo caso senti che il pubblico ogni 3 minuti ride, applaude, è attento, se non altro la risata testimonia che hanno capito e quindi sono attenti, sono aderenti, sono adesivi a quello che dici, mentre un testo serio ti fa chiedere dopo mezz'ora che leggi, ma stanno dormendo o sono ancora lì che mi seguono? Non lo sai. Ecco perché lo dico, perché un po' in studio di registrazione non hai nemmeno questo, non hai proprio nessun tipo di riscontro. Non citerò mai adesso, perché non se lo meritano, meriterebbero la damnatio memoria, invece sono i più celebri dittatori del Novecento. Alcuni di loro erano scarsissimi e non facevano discorsi alla radio perché erano soli, avevano bisogno, si infiammavano con il riscontro, il consenso-assenso immediato. La risonanza affermativa la chiamava Carlotta Epping-Jäger, una studiosa di questi fenomeni, dei comizi, della risonanza affermativa del pubblico, immediatamente, che ti dà il senso di una presenza e quindi di un'efficacia, di un contatto con il pubblico. Nello studio di registrazione sei solo, sei drammaticamente solo, e però devi anche, questo me l'hanno insegnato tantissimo i miei editori, Maurizio Falghera del Narratore, che mi condusse come, nel senso di direttore d'orchestra, proprio mi dava proprio le tonie, le intonazioni, le forme con le mani, mi dirigeva, mi diceva no, Venezia è io dicevo Venezia è un pesce, no, lui davanti a me mi faceva proprio su una cartina. Mi dirigeva come un direttore d'orchestra e mi ha insegnato, lezione da mantenere cara per tutta la vita, la differenza tra leggere dal pubblico in maniera anche a volte intemperante, sovraesposta, mimicamente o anche vocalmente intensiva, incisiva, dove i chiaroscuri sono enormi, la differenza tra questo e la registrazione che invece è molto più cordiale, pacata, dove la voce e l'io del personale del dicitore fa un passo indietro, perché s'abbattono un po' anche le differenze tra i picchi negativi e positivi, o acuti e baritoni, diciamo, della dicitura. È tutto un altro mondo dove si intensifica tantissimo la sottigliezza del significato, la sostanza del significato, dai tanta più fiducia al significato. Non lo devi per forza saturare di colori. È un esercizio anche molto interessante per chi legge, perché da un lato dai una grande fiducia a questo ignoto ascoltatore, ascoltatrice, del quale non sai nulla, e dai molta fiducia anche al significato, perché non lo devi sparare, no? Non lo devi spiegare con la voce, come fai dal vivo in un certo senso, o come faccio io. Ecco, quindi è tutto un altro mondo. Infatti lui mi diceva, quando lessi le prime pagine 20 anni fa, mi ascoltò per un quarto d'ora, mi disse: Tiziano, un attimo, tu stai facendo un audio show, non un audiolibro. No? Un audiolibro è tutto un altro mondo. Benissimo, allora ti ringrazio molto per averci portato dentro a questo tuo magazzino di idee. Invitiamo chi non l'avesse fatto a leggere o ad ascoltare camminando per Venezia questa nuova edizione di Venezia è un pesce. Grazie ancora. Grazie a te, anche con questo, ripeto, sottofondo realistico dei lavori veneziani, che sono
sono normali, non è una giornata particolare, non c'è un cantiere qui sotto, avete sentito uditivamente, anche se non so se in maniera disturbante, la realtà del sottofondo dei rumori dei canali veneziani, dei canali in cui si lavora, in cui si scarica, si carica, si approvvigiona la città di cibo, di materiale edilizio, eccetera, eccetera. Beh, è uno degli aspetti che ci dice che Venezia ha ancora una vita, no? Come sì, certo. Sono delle persone che la vivono, restaurano case, mangiano. Benissimo. Grazie Tiziano, grazie Livio, e a presto. Grazie davvero di questo invito. Rieccoci in studio e ringrazio veramente molto Tiziano Scarpa per questa conversazione e questa piccola lezione anche che ci ha portato dentro alla tecnica del leggere ad alta voce in studio oppure dal vivo, che in qualche maniera mi riguarda, ma ci riguarda, io e Oreste, ma anche tutti quelli che per professione o anche come volontari leggono ad alta voce nelle scuole e nelle biblioteche. Ma siamo arrivati. Siamo al secondo atto della Locandiera. Allora, locandina, questa volta, come sappiamo, il giorno 30 settembre è il giorno della maratona e stanno piovendo moltissime comunicazioni di eventi. Infatti, se voi scorrete la pagina del Veneto Legge, potete trovare tantissime locandine che stiamo condividendo, prendendole di qua e di là. Solo così per dare un'idea: Sospirolo, Feltre, Zoldo, Longarone, Alano di Piave, Trichiana, Ponte nelle Alpi, Belluno, Vico d'Ardere, Cittadella, Monselice, San Giorgio delle Pertiche, Padova, Portoviro, Bagnarolo di Po, Gavello, Adria, Fiasso Umbertiano, Rovigo, Maser, Conegliano, Vidor, Casale sul Sile, Silea, Vittorio Veneto, Paese Casier, Treviso, San Donà di Piave, Mira, Portoguaro, Martellago, Spinea, Stra, Venezia, Somma Campagna, Cerea, Negrar, Mozzecane, Oppeano, Legnago, Schio, Chiuppano, Rosà, Valdastico, Valdagno, Bassano, Tiene, Malo, Vicenza. E questo solo per accennare a qualcuna di queste realtà che si stanno muovendo e preparando per il 30 settembre. Ma vorremmo adesso prenderne una in particolare, che è quella del Comune di Mirano, non a caso, perché vedete qui c'è la locandina, il Veneto Legge, ci sono vari eventi. Vogliamo segnalare quello delle 17:30. Perché? Perché si parlerà del patto per la lettura della città di Mirano, con il sindaco Tiziano Baggio e l'assessora Maria Vabbè, adesso un attimo, scusate. Mi scuso con l'assessora Maria Francesca Di Raimondo, avevo perso l'appunto. Perché il patto della lettura? Come sapete, il patto della lettura lo stanno sottoscrivendo moltissime realtà. Ce n'è uno anche regionale che si può trovare nel sito culturaveneto.it. Poi ci sono vari passaggi da fare, la tua regione, attività culturale e spettacolo, promozione della lettura, patto regionale per la lettura in Veneto. Come vedete dalla schermata si può ricavare tutte le informazioni necessarie. Si può accedere al PDF dove c'è il testo del patto della lettura, si può capire come aderire e chi può aderire. C'è anche un modulo di adesione da inviare via PEC alla Direzione dei Beni e Attività Culturali e Sport. Ma facciamo due parole specifiche sul patto della lettura e diamo la parola a Livio Vianello. Beh, il patto regionale in qualche modo è figlio dei patti locali per la lettura che il CEPEL ha promosso ormai da parecchi anni e che molte realtà locali, dai paesi alle città, hanno sottoscritto. Il patto regionale in qualche modo vuole
mettere insieme i patti locali e quindi sancire questa piccola alleanza tra chi i libri li legge, chi i libri li fa, chi i libri li distribuisce, li vende, e quindi mette insieme delle realtà istituzionali come la Regione del Veneto oppure le amministrazioni locali, insieme alle forze produttive, quindi gli editori, i librai, i lettori professionisti, gli operatori culturali, insieme però anche a chi i libri li legge, quindi i singoli lettori, le biblioteche di pubblica lettura, i gruppi di lettura. È una piccola alleanza, e la maratona di lettura in qualche modo una piccola palestra per mettere insieme tutte queste realtà che contribuiscono poi a promuovere i libri e la lettura. Quindi se qualcuno di voi come gruppo di lettura, gruppo amici della biblioteca, libreria, insomma tutte le categorie che abbiamo citato prima, può andare nel sito Cultura Veneto e sottoscrivere il patto regionale per la lettura. Andiamo avanti con le nostre locandine. Sì, volevamo segnalare un altro evento locale con la biblioteca di Maser, vedete qui, Luigi Meneghello e Dino Buzzati, due nomi che sono tra i sottotemi della maratona di lettura al Veneto Legge 2022. Luigi Meneghello per i suoi 100 anni dalla nascita e Dino Buzzati per i suoi 50 anni. Moltissimi di questi appuntamenti di cui abbiamo accennato, così fatto cenno, sono proprio dedicati a questi due scrittori che ci hanno lasciato delle opere importanti. Ultima segnalazione, ultimissima, partirà adesso a ottobre, dal 2 al 9 ottobre, la nuova edizione della Fiera delle Parole a Padova. Sono oltre 50 appuntamenti di cui potete trovare informazioni nel sito fieradelleparole.it. Questa Fiera delle Parole è dedicata alla nuova normalità che ci aspetta. Bene, chiuderei qui la locandina per quest'oggi e proseguiamo. Sì, con le interviste, e entriamo nel magazzino di idee, questa volta di un editore, l'editore Ronzani, e ne parliamo con Beppe Cantele, che è uno dei responsabili, che ha dialogato insieme a Oreste Savadin. Eccoli che arrivano. Accogliamo nel nostro spazio di conversazioni Beppe Cantele della casa editrice Ronzani, fondata assieme a degli amici nel 2015, e una casa editrice che si è subito distinta per l'attenzione a come si fa un libro, chi lo fa, quali sono le caratteristiche proprio della costruzione e della realizzazione di un libro. C'è perfino una collana dedicata che si chiama proprio Storia e Cultura del Libro. Grazie Oreste, grazie per l'invito, buongiorno a tutte le persone che ci ascolteranno. La collana è una delle prime a essere nata in Ronzani Editore, perché quando io e gli amici del primo nucleo, che poi sostanzialmente ci sono tutti anche oggi dopo 7 anni, abbiamo deciso di fondare la casa editrice Ronzani, avevamo proprio come obiettivo, tra gli altri e tra quelli che si augura che una casa editrice abbia sempre, cioè di fare dei libri buoni, avevamo anche l'obiettivo di fare dei libri belli, ove per bello si intende curato nell'aspetto materiale, ma anche gli aspetti culturali proprio non strettamente legati alla costruzione materiale del libro, ecco, gli aspetti culturali che affrontiamo in una serie di libri della, chiamiamola così, sottocollana di Documenta. Benissimo, allora andiamo invece al libro in questione, no? Che
che è un libro particolare, no? Perché è un libro di un editore che invece questa volta fa il libro, non lo scrive o raccoglie degli scritti, no? E parliamo di Valentino Bompiani. A 30 anni dalla sua morte ripubblicate questo suo libro che è La Via Privata, che se non sbaglio fa parte di una trilogia, ma questo poi ci potrai dire. Leggo solo un trafiletto che segnalate anche voi nella vostra pagina web, che scrive proprio Valentino Bompiani. I libri li scrive qualcuno che non è lui, li stampa normalmente un altro che non è lui, li vende un terzo che non è lui, di suo, di se stesso, l'editore ci mette l'amore. Questo sentimento l'accompagna nella sua giornata, lo guida nella scelta, lo distingue e lo sostiene. Mi si illuminano gli occhi quando leggo questa frase, perché credo che sintetizzi a meraviglia, e l'abbiamo scelta appunto da mettere, come dire, anche nella letta del libro, oltre che sul sito, insomma, credo che sintetizzi proprio quello che fa un editore. E a questo proposito, sentite sempre cosa scrive Valentino Bompiani prima di entrare nel libro. Vorrei vivere in una casa comune con tutti quelli che amo. Forse è per questo che ho fatto l'editore. Cioè, c'è nell'editore, dal mio punto di vista, proprio questo desiderio di tenere insieme, di far andare insieme, di gestire in modo che abbia un senso. E la ricerca di senso, in questa epoca di insensatezze, credo che sia una delle cose principali, ecco. E difatti dico sempre che il libro dell'editore è il suo catalogo, di proporre dei libri che si tengano tra di loro, che siano a loro volta un racconto, ecco. E giriamo sempre intorno, no, a questa frase iniziale che tu hai detto. Comunque, sì, Via Privata, che è questo libro, è il primo della trilogia autobiografica, chiamiamola così, di Valentino Bompiani. La prima edizione e unica finora prima della Ronzani è Mondadori del 1973. Valentino Bompiani è stato davvero un grandissimo editore. È una persona che ha scoperto e intrattenuto per tutta la vita rapporti con grandissimi scrittori, che l'editore quindi deve creare quella specie di alchimia nella quale riesce a far sentire comunque tutti partecipi in quel discorso che dicevo prima, che è un discorso di senso. E Valentino Bompiani ce l'ha fatta in una maniera mirabile, fondando una casa editrice in cui lui era spontaneamente, direi quasi regalmente, perché era comunque un nobile, il centro di tutto un ragionamento, un discorso che è stato straordinario, perché insomma pensiamo ai suoi rapporti con Moravia, Corrado Alvaro, mille altri in Italia, Albert Camus piuttosto che Sartre in Francia, insomma nomi di primissimo piano della cultura internazionale, grazie a lui sono approdati o si sono potuti leggere in Italia. È il primo della trilogia autobiografica, perché entro fine settembre pubblicheremo Il mestiere dell'editore, in ultimo, seguendo sostanzialmente l'ordine cronologico della sua prima pubblicazione, I dialoghi a distanza. Questo libro ha poi una caratteristica che mi piace sottolineare. Noi sotto l'occhiello di ogni libro mettiamo solitamente una breve scheda. Questa scheda firmata ce l'ha gentilissimamente donata Ginevra Bompiani, che è la figlia di Valentino Bompiani, nonché anche lei intellettuale e editrice di primo piano in Italia. Allora, come è organizzato il libro? Una raccolta di scritti, ci sono dei capitoli? Come l'aveva già pensato così Valentino Bompiani? Il libro è tale e quale quello che lui aveva pensato e scritto. Chi lo leggerà rimarrà stupito della qualità della scrittura di Valentino Bompiani, che poi sappiamo benissimo è stato scrittore di teatro, rappresentato anche in giro per l'Europa, in molti importanti teatri e da importanti attori. È stato pittore, è stato il grafico che lavorava alle copertine dei propri libri, insomma era quell'editore
quell'editore appassionato e quell'intellettuale a tutto tondo che si vorrebbe che fosse un editore. Benissimo, senti, per chiudere velocissimamente, avete scelto un formato particolare, una carta, un carattere? La collana di Documenta ha questo formato e abbiamo mantenuto, come dire, il formato della sottocollana. La domanda tua è pertinentissima perché proprio la collana dedicata alla tipografia prevede che ogni libro abbia un diverso formato e una diversa impostazione, anche una diversa grafica, un diverso carattere a seconda del contenuto di quel volume. Nel caso di questa collana di documenti, che sono per lo più testi scritti, non ci sono particolari esigenze grafiche o di iconografia, abbiamo scelto un formato che resta sostanzialmente sempre quello e in cui pubblichiamo questi documenti. Benissimo, allora ringraziamo Beppe Cantele per questo racconto e per questa presentazione di questo libro. Invitiamo tutti gli interessati a leggerlo, a diffonderlo, perché attraverso i libri degli editori si conosce anche meglio tutto il mondo e viene ancora più voglia di leggere. Grazie Beppe e buon lavoro a voi di tutta la casa editrice, Ronzani Editore, e a presto. Grazie. Grazie a te Oreste per la cortesia, grazie a tutte le persone che ci ascolteranno. Ecco, allora, appunto, come abbiamo detto prima, dal magazzino di idee di un editore che i libri li pensa, li fa, ma in questo caso anche pubblica i libri di un altro editore. Era questa la cosa interessante, no? E quindi in modo di entrare ancora meglio in questo mondo. L'ultima intervista di oggi, che fra poco si apre Libri in Cantina a Susegana, il 1° e il 2 ottobre, allora dove gli editori li mostrano e li incontrano il pubblico. Parliamo adesso con Daniele Chiesurin di Libri in Cantina, prossimo evento. Eccoci con Daniele Chiesurin, assessore alla cultura del comune di Susegana. Grazie per essere qui con noi stamattina. A Susegana l'1 e il 2 di ottobre si svolge Libri in Cantina. Libri in Cantina è una manifestazione che ha una storia piuttosto lunga alle spalle, ci dirà adesso l'assessore a quale edizione siamo arrivati, e arriviamo dopo 2 anni di difficoltà dovuti alla pandemia. Come ripartite? Innanzitutto grazie a voi per questo spazio e questa intervista. Ripartiamo con una grande voglia di riportare la cultura a Susegana e a tutti i visitatori. Sono stati 2 anni di stop importanti, però non per questo abbiamo lasciato perdere, anzi ripartiamo con Libri in Cantina con tantissime novità. Innanzitutto Libri in Cantina compie 18 anni e quindi è una festa, diventa maggiorenne, e per fare una festa all'altezza di Libri in Cantina proponiamo diverse cose nuove rispetto al passato per essere attrattivi verso i visitatori che hanno voglia di cultura, ma non solo. Sarà un Libri in Cantina che sì, porterà cultura, ma porterà paesaggio, porterà storia, porterà eccellenza del territorio, e quindi il visitatore va a inserirsi in un contesto a 360 gradi all'interno della manifestazione, dove non ci sarà solo e semplicemente la cultura. Il tema di quest'anno è già un programma, perché il tema è sfide. Come lo avete declinato, come siete arrivati a questa sfide? Esattamente, è un tema che è venuto un po' così d'impatto nella costruzione del programma. Sfide, però sfide viste sotto un'ottica positiva. Ovvero un atleta si allena per 1 anno, in questo caso per 2 anni, per superare l'ostacolo e quindi vincere la sfida. Quindi un'accezione della sfida vista sotto il punto di vista positivo. E perché sfide?
la ripartenza chiaramente dopo uno stop, sfide perché ci sono tante novità, Libri in Cantina diventa maggiorenne e quindi deve imparare a camminare anche da solo. Sfide perché per la prima volta la mostra nazionale della piccola e media editoria ospita Book Week, ovvero un incontro fra grandi editori e piccola e media editoria. Però un incontro nell'ottica della positività, della crescita e quindi dell'intreccio fra i due canali commerciali nell'ottica del miglioramento. Nella serata iniziale di Libri in Cantina ci sarà Jean Landwisk, che è un ospite internazionale, Senior Scientific Advisor presso lo Stockholm International Water Institute, il quale terrà questa conferenza sull'acqua, tema importantissimo, l'abbiamo visto anche quest'anno, insomma, quanto l'acqua sia importante per il nostro territorio, il quale dialogherà con Sandro Carniel, oceanografo, direttore alla Spezia della divisione di ricerca del CMRE, il quale presenterà oltretutto il suo libro Il mare che sale. Complimenti intanto per l'acqua, è una delle grandi sfide planetarie naturalmente dei prossimi secoli. Esattamente. Oltre, diciamo, alla parte letteraria, avremo 2 passeggiate teatrali, ricordando Dino Buzzati. Una novità assoluta addirittura sarà un trenino turistico che dalla piazza di Susegana salirà verso la strada del castello e porterà proprio i visitatori direttamente dentro il castello di San Salvatore attraverso questo trenino turistico. Grazie anche di averci ricordato il luogo in cui si svolge, perché diamo a volte per scontato, no? Libri in Cantina, Susegana, ma all'interno del castello di San Salvatore, che è un luogo spettacolare e che si presta a un incontro di questo tipo. Mi piacerebbe che lei, così per chiudere, ci ricordasse anche che c'è una specie di staffetta tra la maratona di lettura e Libri in Cantina, no? E quindi le due manifestazioni hanno un piccolo legame che le contraddistingue. Assolutamente sì. Il 30 di settembre ci sarà la maratona di lettura anche a Susegana, con un percorso suggestivo e fantastico proprio nelle strade dei colli suseganesi, vicino anche al castello di San Salvatore, e alla fine della maratona di lettura organizzata nel comune di Susegana ci sarà proprio una sorta di staffetta dove inizierà il primo evento di Libri in Cantina nella sala consiliare del comune di Susegana. Il giorno seguente, il sabato pomeriggio, inizierà la vera e propria mostra di Libri in Cantina, sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno presso il castello di San Salvatore. Benissimo, allora diamo appuntamento ai lettori, ma anche agli amanti del paesaggio e delle ricchezze del nostro territorio a Susegana l'1 e il 2 di ottobre. Grazie ancora e in bocca al lupo per la ripartenza. Grazie a voi, vi aspetto numerosi. Grazie di nuovo, arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Ed eccoci arrivati alla fine di questa 7ª puntata di Magazine, il magazzino di idee della maratona di lettura Il Veneto Legge. Ricordiamo ancora che ci sono 10 giorni per iscrivere i propri eventi nel sito della maratona. Ricorderei anche, Oreste, che oltre agli appuntamenti istituzionali, se qualcuno di voi legge a casa, in famiglia, cioè vuole essere presente alla maratona e testimoniare il proprio amore per la lettura, leggendo a casa per i propri figli, per i propri compagni, per i propri animali, può inserire il proprio evento anche privato
il 30 settembre il Veneto legge, cioè dappertutto si legge, non solamente nei luoghi deputati, ma anche nei luoghi più impensati. Certo. No, dico poi la pratica della lettura non si riduce solo a un giorno naturalmente, ma ha bisogno di allenamento e quindi si legge anche tutti gli altri giorni dell'anno, da soli o in compagnia, insomma, condividendo anche le letture, anche parlando di libri come, non so, come fanno i gruppi di lettura o come fanno dei lettori che si trovano così casualmente e dicono cosa hai letto ultimamente, e così si racconta e si passa al testimone. Allora, Livio Vianello, chiudiamo la puntata numero 7 con questo sguardo sul sito, se sei d'accordo. Sono perfettamente d'accordo, entriamo nel sito dove potete registrarvi, ma dove potete anche pescare il nostro piccolo video promozionale che farà da sigla di chiusura. E quindi ecco qua. Io Vedete? dico Magazine. Allora il sito, cioè, qui nella maratona potete inserire gli eventi per il giorno della maratona, qui per i giorni di riscaldamento, e qua c'è la bibliografia di riferimento sulla collina, sulla montagna, ma anche su Buzzati, e ritorniamo sulla home page perché così diamo un'occhiata anche alla... Sì, eccoci. Sono al momento 660 eventi e attendiamo gli altri, ma ci salutiamo con il solito video promozionale. Buona lettura a tutti. Pronti? Partenza. Via. Non siete allenati per